Proprio in questa notte, con l'apertura della Porta Santa in San Pietro da parte di Papa Francesco, comincia il Giubileo. Le tenebre di questa notte, che per molti significano mancanza di speranza per il futuro e lo spegnersi di una prospettiva di pace, sono squarciate dalla luce proveniente dall'incarnazione di Cristo. La Messa, nella notte del Natale, risponde in maniera concreta alla necessità di vegliare, tipica già della prima comunità cristiana. Anche noi, come i credenti della prima ora, vogliamo passare nella notte un tempo di preghiera, in attesa della manifestazione del Signore, del bambino di Betlemme, portatore di una nuova luce sulla scena del mondo avvolto dalle tenebre. Una luce che noi, partecipanti all'Eucaristia, possiamo contemplare e gustare nella celebrazione dei divini misteri. Ottavo giorno prima delle calende di gennaio, luna 24esima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo,
Quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli, da quando dopo il diluvio l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre sulla terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questa notte santa siamo qui riuniti per celebrare l'Eucaristia, il rendimento di grazie per il dono che Gesù Cristo, tanti anni fa, 2000 anni fa, è stato per noi, ma che continua ad essere per noi. Prepariamoci a vivere questo rendimento di grazie, questa celebrazione eucaristica con fede. Mettiamoci davanti al Signore consapevoli delle nostre povertà, delle nostre infedeltà, ma sicuri che il Signore perdona sempre a chi ha il cuore pentito. Umilmente affidiamoci al suo perdono e alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco, perché un bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta.
davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore, il Messia, Cristo, il Signore. Alla grandezza di queste parole se ci pensiamo, fa da singolare contrasto il segno che viene indicato per riconoscere questo evento miracoloso e grandioso. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Francamente mi sono sempre meravigliato per il fatto che i pastori non si siano voltati dall'altra parte e rimessi a dormire, dopo essersi anche un po' arrabbiati per l'apparente assurdità di questo annuncio. È nato il Messia, il Salvatore, il Signore, ed è nato in una stalla, adagiato in una mangiatoia. Ma dai! Il contrasto non può essere più grande. I pastori sono stati bravi, sono andati. Ma questo contrasto è quello che noi a volte registriamo in noi stessi e di cui ci lamentiamo anche magari e ci blocchiamo. Perché Dio, se esiste, non interviene facendo una buona volta piazza pulita dei malvagi, dei cattivi, dei prepotenti, dei disonesti? Dovrebbe fare così, se è un Dio serio. È un pensiero, guardate, un pensiero molto, molto diffuso, istintivo, naturale. Dio deve schiacciare il male, punire i malvagi, premiare i buoni e deve farlo qui, ora. Ebbene, il Dio che Gesù Cristo è venuto a rivelarci non agisce così, non agisce secondo questo desiderio umano. Non agisce così, diciamolo subito, per fortuna, perché non è proprio così sicuro che non ci saremo anche noi fra coloro che verrebbero puniti. Ma al di là di questa considerazione un po' egoistica, Dio non agisce così perché ciò che Egli vuole non è un popolo di schiavi che obbediscano per paura, ma un popolo di figli che si aprano a Lui con un gesto di amore, frutto di libertà. Egli ha dato se stesso per noi,
per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Così ci ha fatto ascoltare San Paolo. E quali sono queste opere buone verso cui dobbiamo essere pieni di zelo per essere un popolo di figli? L'opera buona di questo popolo puro che appartiene a Dio è l'amore. È l'amore. La capacità di corrispondere con amore filiale all'amore gratuito di Dio, nostro Padre, e la capacità poi di amare le altre persone come fratelli, autentici. Ecco allora che San Paolo riassume l'evento del Natale con queste parole che abbiamo appena ascoltato nella seconda lettura. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. È apparsa la grazia di Dio che porta la salvezza a tutti gli uomini. E la grazia di Dio non è qualcosa di impalpabile o di inafferrabile, non è altro che l'amore gratuito, grazia, gratis, all'amore gratuito donatoci appunto gratis da parte di Dio. Se ci pensiamo, il Natale non è altro che il primo atto di quel dono di se stesso che Gesù ha fatto poi per noi sulla croce. Egli ha dato se stesso per noi. Dio agisce così, ripeto, perché desidera che noi corrispondiamo al suo amore liberamente, da figli, non da schiavi paurosi. E ha, inventato questo modo davvero sorprendente di presentarsi a noi nella debolezza, nella povertà, in modo così accessibile a tutti che nessuno può sentirsi escluso. È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. Se avete presente, il Papa non si stanca di ripetere questa espressione: a tutti gli uomini, a tutti. Per Dio nessuno è escluso. Solo noi al limite possiamo escluderci, tirarci fuori da questo flusso luminoso dell'amore gratuito di Dio. Questo è il messaggio del Natale, questo è il cuore del Natale. È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. È un messaggio, se ci pensiamo, di profonda speranza. Vivremo fra pochi giorni, il Papa ha fatto questa sera l'apertura del Giubileo, pellegrini di speranza, così l'ha intitolato. E il nostro piano pastorale di quest'anno dice seminatori di speranza. La speranza, prima di essere un atto umano, è un atto umano certamente la speranza, ma prima di esserlo è un dono che ci viene fatto, il dono di un amore che ci precede gratuitamente e costituisce una promessa per sempre. Ed è grazie a questo dono, che è contemporaneamente una promessa, che noi possiamo sperare. Oggi noi questo dono lo contempliamo in modo tutto particolare. Celebrare la memoria della nascita di Gesù è proprio celebrare e accogliere nuovamente il dono meraviglioso dell'amore gratuito di Dio. È apparsa la grazia di Dio. E questo dono infonde nel nostro cuore la capacità di sperare, ma anche di diventare noi stessi seminatori di speranza, certo. Se noi ci crediamo davvero e accogliamo questo dono, non possiamo poi non comunicarlo agli altri e comunicare agli altri la speranza che deriva da questo amore gratuito. Chiediamo
chiediamo questo dono. Ne abbiamo infinitamente bisogno oggi di speranza. Non è che nel mondo manchi oggi la fede. La fede in qualche misura, anche se a volte in modo discutibile, c'è. L'esperienza religiosa, la spiritualità c'è in qualche modo. Ciò che manca di più è la speranza. E proprio per questo manca anche la carità. Non sto qui a dimostrarlo, ma è proprio così. Invochiamo allora davvero il Signore. Signore, fa che il dono di te stesso che tu hai fatto nascendo a Betlemme e che continui a fare, offrendoci giorno per giorno la tua presenza di amore fedele e misericordioso, susciti anche nel nostro cuore semi e germogli di speranza, che ci portino a fare anche noi della nostra vita un dono a te e ai fratelli. Donaci di diventare uomini e donne seminatori di pace, di vita, di prossimità, proprio perché capaci di sperare. Fa che nelle nostre comunità, a cominciare dalle nostre famiglie, si instaurino rapporti, come dice Paolo, di quel popolo che siamo chiamati a diventare, rapporti di sobrietà, di giustizia, di autentica compassione e misericordia. Così diventeremo segni di speranza non solo nella Chiesa, ma di fronte al mondo in cui viviamo. Rinnovando la nostra professione di fede alle parole che ricordano il mistero dell'incarnazione, siamo invitati a metterci in ginocchio. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis.
sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Dopo aver ascoltato la parola del Signore e rinnovato la professione della nostra fede, esprimiamo con fiducia le nostre invocazioni a Dio nostro Padre. Ripetiamo ad ogni invocazione con fede: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti, ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerre e povertà. La tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato dagli angeli e ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà. Per Cristo nostro Signore.
della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli il Signore. Metti il microfono su. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta e qui convocata nel giorno, nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.
Preghiamo. Signore, Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria e li vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione conclusiva, un grande augurio di buon Natale a tutti voi che siete qui presenti, ma attraverso di voi anche alle vostre famiglie, specialmente agli anziani, ai malati che non possono muoversi e che avrebbero magari desiderato essere presenti o questa sera o domani, e ai bambini e ai ragazzi. Ho visto parecchia gioventù, mi pare un buon segno, vuol dire che il desiderio di incontrare il Signore non manca e questa sera molti vi hanno corrisposto. Chiediamo che il Signore ci accompagni a vivere bene, con serenità e con gioia questo Natale e prepararci poi anche a celebrare con gioia l'inizio del Giubileo e l'inizio del nuovo anno, che sarà un anno giubilare, quindi particolarmente importante. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Inclinate il capo per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nella incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Durante la processione il Vescovo aprirà la porta del presepe artistico che è stato preparato per noi, poi potremo visitarlo al termine della celebrazione. Inoltre, sotto la loggia, appena fuori la chiesa cattedrale, potremo gustare insieme una bevanda calda, un po' di vin brûlé per farci gli auguri di Natale. Mentre i cantori fanno l'ultimo canto, desidero proprio ringraziarli perché ci hanno aiutato a pregare con canti davvero ispirati. Grazie.